Io sono felice di essere, dopo tanti anni, e ormai da qualche anno, del tutto fuori, cioè io non rappresento niente se non me stesso. Ma mi chiedo cosa vuol dire essere anti-europei se si è contro l'euro? Allora, se esiste la sterlina, può esistere la lira? Un giorno mi trovo da solo, mi chiedono 3 euro di un ghiacciolo a Savelletri in Puglia. Da quel momento ho capito che l'euro è una merda, perché se per le cose grandi, una casa, una macchina costano come prima, una bottiglia d'acqua minerale, un caffè, un panino, un ghiacciolo costavano a me giovane 500 lire. Costano oggi 3.000 lire, 4.000 lire. Prova a dare la mancia a uno di 0,50 centesimi, ti sputa dietro, devi dargli 2 euro, 4.000 lire. Ma che cazzo è? Che mondo è quello in cui io devo dare 4.000 lire di mancia? Sei un mitico, Dorace. Non voglio né l'euro né pagare le tasse per dare i soldi a quelli lì. Non pago una lira per dare i soldi alla consulta. Giuro che mette le paleoliche in tutta Italia e gli do anche 6 milioni di euro. Nel culo glieli voglio dare le paleoliche. Dimmi cosa costava un giornale quando eravamo ragazzi. Il tuo giornale costerà 2.400 lire. Ma che cazzo sono quelli di carta di merda? Non le voglio pagare. Costava 200 lire. Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Gli italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum forse, ma che cazzo dici? Sei un mitico, Dorace. Faccio l'ultimo tentativo. Sì. Allora, non si scoraggia. No, vabbè. Non è questo modo di argomentare getta fumo negli occhi alle persone, cerca il consenso, l'applauso. Ma non voglio consenso, non sono candidato. Ho capito, Sgarbi. Hai detto gli italiani, io sono italiano, vai a casa, non rompere i coglioni. Io non getto fumo, tu lo getti. Vittorio. Coino da casetta!